Siamo molto rammaricati perché, come abbiamo sempre detto, credevamo che la scritta che viene sempre letta dietro il tribunale, la legge è uguale per tutti. A questo punto mi sto chiedendo se è veramente vero quello che c'è scritto. Un'altra beffa. Dopo le continue richieste di giustizia, i genitori dei 4 22enni di Musile, che nel luglio 2019 hanno perso la vita in un incidente stradale provocato da un trentenne rumeno, si sentono presi in giro per l'ennesima volta. Dopo la conferma della condanna definitiva a 8 anni, la scorsa settimana i familiari si erano recati in procura per chiedere spiegazioni sul fatto che Marinica non fosse mai stato in carcere, cosa che invece è avvenuta il giorno successivo, ma a meno di una settimana il trentenne è stato scarcerato. Io chiedo una cosa sola: esiste una legge? E se esiste, possiamo veramente metterla in pratica? Perché a questo punto ci siamo sentiti presi in giro. Abbiamo avuto un accontentino, ma non crediamo più che esista veramente una legge che possa giustificare. La legge dovrebbe essere come una medicina che cura la sofferenza di chi rimane. A questo punto credo che non esista né legge né giustizia. Quindi chiedo a chi ha potere, quindi dal governo o da chi è: guardate, controllate, modificate quello che potete fare. Legge vuol dire giustizia e rispetto